Alla Perilibro della libreria La Bassanese, gli autori Nicla Signorelli e Marco Fiorese, fondatori del movimento B4Hit, hanno presentato il loro libro La salute è nelle tue mani, dove si possono trovare le testimonianze e i risultati del famoso scienziato della nutrizione Colin Campbell. Allora, il libro vuole essere una testimonianza un po' definitiva di quello che è il pensiero sia del professor Campbell, ma anche quello che noi portiamo qui in Italia come riferimento. Noi rappresentiamo per il professor Campbell e il CNS americano, il Center Nutrition Study, la voce ufficiale qui in Italia e in Europa, e quindi una testimonianza di ciò che effettivamente fino ad oggi la scienza può dire a riguardo di una nutrizione sana, una nutrizione che va incontro alla salute, all'arte della salute del corpo, ma anche e soprattutto ciò che noi possiamo fare adesso per allinearci a questa conoscenza, che è una conoscenza antica, perché alla fine va all'interno di quello che è una saggezza del corpo che già agisce, ma che però ha delle capacità, delle conoscenze grazie a quello che oggi la ricerca ha ottenuto, che ci può dare una sorta di cerchio che si chiude. Una conoscenza che raggiunge alcuni livelli sia nella parte della ricerca, ma che poi diventa vita pratica nella vita di tutti. Questo è un po' il nostro compito, quello di far scendere dall'altare della scienza alla vita e cucina di tutti una strategia per stare bene. Vivere più a lungo, sentirsi più giovani, avere più energia, perdere peso e ridurre il rischio di malattie come le cardiopatie e il cancro sono i temi affrontati durante l'incontro e spiegati all'interno del libro. I fini del movimento sono far sapere a più persone possibili questi studi che questo professor Colin Campbell, ha fatto per circa 60 anni della sua vita. Consideriamo che lui ha 90 anni attualmente, e non solo lui ma centinaia di altri scienziati e ricercatori che in questo momento non vanno a disposizione ad iniziare dall'università agli studi medici. Questi studi non sono così ben visti, ben recepiti, però sono effettivamente una scienza fatta da centinaia di ricercatori e migliaia di ricerche. Quello che ha colpito me quando ho letto questo libro, il suo primo libro, e quello che abbiamo voluto riportare nel nostro libro sono dati statistici, non tanto opinioni da parte di uno scienziato o opinioni nostre, sono dati statistici che vanno veramente a fare 1+1, e la cosa è questa che mi ha colpito, perché io arrivo da temi ingegneristici, non è la salute la mia materia, ma quando ho visto che queste ricerche parlano di 1+1 fa 2, non ci sono più opinioni in merito. È questo che abbiamo voluto dare nel libro, e cose pratiche da mettere subito assieme ogni giorno. Questo è il fatto.